Buongiorno a tutti, anche quest'anno ci ritroviamo qua alla Fiera del Tresto, che come consuetudine, in mezzo ai nostri trattori, che è la nostra passione. La nostra associazione si chiama La Lagana, Amici del Trattore d'Epoca, è un'associazione di promozione sociale, è una giovane associazione perché siamo nati circa 5 anni fa da un piccolo gruppo di appassionati di trattori d'epoca. Volevamo fare un qualcosa di diverso dal solito, cioè fare un'associazione veramente compatta per poter raggruppare tutti i trattori d'epoca che più o meno noi appassionati siamo in possesso, e se era possibile poter andare nelle varie manifestazioni per mettere in mostra questi gioiellini che per noi sono gioiellini. Nell'arco degli anni ci siamo ingranditi, ora siamo circa una 35-36 soci, alcuni dei quali con delle importanti collezioni di trattori d'epoca, e qui potete vedere qualche esempio. Trattori, possiamo dire pezzi da museo, perché si parla di mezzi dei primi anni del 1900. Questi mezzi che stiamo inquadrando in questo momento sono di proprietà di un nostro carissimo socio, si chiama Evelino Quaggio, viene da Brugine, e sono soltanto una piccolissima parte della sua collezione, che annovera circa una sessantina di questi mezzi. Nelle nostre manifestazioni noi facciamo vedere soprattutto al pubblico più giovane, quello che non ha mai visto, diciamo, dal vero sul campo questi mezzi, e cerchiamo di far conoscere qual è stata la vita dei nostri nonni, dei nostri bisnonni sui campi nella prima meccanizzazione agricola che ha avuto l'Italia nel dopoguerra. Diciamo che le nostre manifestazioni si svolgono durante l'anno nei posti più disparati, dal piccolo borgo di paese dove è ancora viva la cultura contadina, fino anche alle grosse cittadine come Este, Monselice, Montagnana, dove diciamo sì, si sente un po' la cultura contadina, ma non proprio come nei piccoli centri. Quando noi andiamo alle manifestazioni, di solito, se c'è la possibilità, facciamo anche delle dimostrazioni di aratura, dimostrazioni che fanno vedere e fanno soprattutto sentire il canto dei nostri landini, che sono, diciamo, la punta di diamante della nostra collezione, diciamo, delle nostre manifestazioni. Qui al Tresto quest'anno abbiamo portato circa 64 mezzi, dai più antichi come questi qua che abbiamo appena visto, ad alcuni più recenti come i Fiat, passando ovviamente per i Landini, il Liotto e i vari mezzi che hanno scandito, diciamo, negli anni la meccanizzazione agricola. Io sono il presidente, mi chiamo Gianmarco Giacomini. Faccio tutt'altro lavoro rispetto al contadino, però la mia passione è sempre stata sui trattori d'epoca. Anch'io sono in possesso di una decina di trattori di questo genere. È una passione che cerco di tramandare anche ai miei figli, difatti Filippo, il più piccolo dei miei figli, se l'è beccata tutta quanta.